Grazie. Allora per ultimo della mattinata la parola Antonio Carullo. Amici, signor Presidente, amici dell'MPA, vi ringrazio, onorerò i tempi. Devo dire che esco estremamente soddisfatto e pieno di problematiche da questa prima parte del nostro incontro. Devo rapidamente dire che sono assolutamente entusiasta della dinamicità, pragmaticità, senso del partito e senso della sicilianità che tutti i ragazzi che sinora hanno parlato hanno espresso. Il mio intervento potrebbe essere pleonastico, appartengo alle prime tre file e peraltro sono anche commissario, ma devo dire che sposo in tutto e in toto quelle che sono le argomentazioni che sono state portate, soprattutto quelle rivolte ad un partito che deve stare insieme. Utilizzerò i 2 minuti che mi restano per dire questo. Il nostro è un partito che oggi si riunisce per darsi una nuova veste o crearsi delle nuove problematiche. Diceva il Presidente, il 25 giugno nascerà un nuovo movimento, un movimento ispirato a un partito autonomista che si debba definire. Il Presidente poneva diverse problematiche e oggi è giusto affrontarle e affrontarle brevemente. Il nostro è un partito che nel momento in cui si ritrova oggi, dopo 6 anni, può farsi un esame di coscienza e dire che dal 2005 è andato avanti. La signorina Federica che ha parlato poco fa, quando nasceva l'MPA, aveva 9 anni. In questi 9 anni è cresciuta la signorina Federica, ma è cresciuto l'MPA. Il nostro non è un partito che deve dire alla gente cosa vuol fare o cosa deve fare. È un partito che ha fatto scelte importanti, è un partito movimento delle autonomie che è conosciuto dagli altri, è stimato nel territorio e ha avuto l'altalena e l'altalenanza dei consensi dati non dal suo modo di essere, ma dal suo modo di dover affrontare con scelte coraggiose, con l'intuizione del Presidente Lombardo, quelli che sono stati i problemi di un governo regionale che doveva rifarsi e rigenerare nuove idee e nuove metodiche. Oggi questo movimento guida la Regione Siciliana, è presente in province e in comuni, è quindi un movimento che deve cambiare nome, è un partito che deve essere rifondato. Amici, qualche giorno fa la Sicilia diceva che noi siamo passati in pochi anni da un 4%, siamo andati al 17%, oggi rappresentiamo il 13% della regione siciliana e siamo un partito che ha nel suo DNA a cuore la Sicilia, a cuore la propria comunità, a cuore il proprio territorio e io aggiungo, perché è giusto che tutti ne parlano, a cuore la propria comunità. Io parlo della comunità siciliana, ma anche di quella di Caltagirone, per cui spendo una parola. Questo movimento oggi è in una fase crescente, qualunque cosa si dica. Uno dei torti che abbiamo è il masochismo con cui ogni volta ci puniamo o ci punzecchiamo. Bene diceva quel giovane, dobbiamo ritrovare l'unità, abbiamo lo slancio ideale, abbiamo i principi che ci uniscono. Oggi il momento è favorevole, abbiamo avuto il risultato dei ballottaggi, abbiamo avuto il risultato dei referendum, la regione siciliana vede il Presidente più libero e più determinato nella propria azione politica. Oggi noi parliamo di un partito autonomista e non abbiamo un problema di leadership. Desidero dire la mia su questo grande equivoco. Io ritengo che noi abbiamo un leader che sul campo non solo ci ha guidato, ma ha conquistato i consensi e ha conquistato l'amore dei siciliani. Le leadership si conquistano, le leadership non si danno, le leadership non sono ereditarie. Il nostro leader è Raffaele Lombardo e in questo noi abbiamo in lui un momento di sintesi. La sua intuizione politica ha fatto sì che noi ci presentassimo a questo momento politico post-elettorale come una forza nuova, una forza compatta che
ha avuto nel Presidente chi ha capito quale sarebbe stato il travaglio della destra. È stato colui, il Presidente Lombardo, il Movimento delle Autonomie, che in questa città, a Catania, salvarono il governo Berlusconi e il centrodestra in una famosa assemblea alle elezioni poi comunali di Catania. È stato il Presidente Lombardo che, con l'aiuto e con la consapevolezza dei suoi collaboratori, primo dei quali anche l'ex sottosegretario Reina, ha fatto in modo che questo partito avesse una linea politica ben chiara. E la nostra linea politica è quella di far parte di un terzo polo nel quale lui ci ha guidato e i cui principi vengono da essi condivisi. È chiaro che il problema della linea politica non può non tener conto di quello che è successo politicamente, non può ignorarsi ciò che c'è stato alla Regione, non può non sapersi chi vuol stare con noi e chi è contro di noi. Noi abbiamo una linea, questa linea il Presidente la discuterà con altri, con gli alleati, con quelli con cui naturalmente governa. Forte di che? Dei risultati raggiunti nella sanità, anche con i sacrifici che sono stati imposti alle comunità, nella riforma delle ATO, nella riforma che si portano avanti. Guardate, io vivo a Palermo, vedo il lavoro che fanno, la difficoltà di portare avanti una regione che è un pachiderma incredibile, dove solo la forza di volontà, il di sacrificio di assessori e di presidente può far sì che la macchina vada avanti. Ed è una battaglia che non deve essere abbandonata, ma che ci deve vedere tutti vicini, uniti, al di là delle simpatie e al di là dei sistemi correntizi. E perché noi dobbiamo solo guardare avanti, guardare per i nostri giovani al futuro, e le elezioni anticipate si fanno quando noi diciamo che si fanno, non ci possono essere imposte, perché le elezioni anticipate sono come si vuol dire, dichiarazione, confessione di uno stato di impotenza che in questo momento il Presidente non ha, e possono essere fatte quando, rafforzateci sul territorio, chiariti i problemi interni, ben sviluppate le regole con cui dobbiamo vivere e condividere, questo partito li possa affrontare al meglio. Un'ultima parola e chiudo senza che mi venga tolta. Avete sentito parlare qui, unico componente non siciliano e non europeo, quel signore della cooperativa senegalese. È un esempio di una piccola cooperativa di senegalesi che lavorano a Catania, costituiti a Catania, hanno avuto un rapporto creditizio con l'IRCAC che, unico ente, ha finanziato questa cooperativa che, lavorando e residendo in Sicilia, aveva i crismi per ottenere il credito. Come loro, altre cooperative di senegalesi sono venuti all'IRCAC. Questo perché lo dico? Lo dico per i giovani e lo dico per quello che è l'opportunità di lavoro. Questi si sono inventati un lavoro, hanno messo insieme le loro energie, anche le loro donne hanno fatto la stessa cosa. E io vi dico che lo strumento creditizio dell'IRCAC, che il Presidente in questo momento ha ritenuto di dover salvaguardare e potenziare, è uno strumento utile per la impresa cooperativa siciliana. Lo dico dicendo che in soli 6 anni sono stati dati oltre 170 milioni di crediti alle cooperative. È stato rilanciato, così come voleva il governo siciliano, il fotovoltaico e si è data grande attenzione alle cooperative agricole e alle cooperative giovanili e femminili. Ben oltre 1200 sono quelle che hanno avuto questa opportunità, e quindi un plauso e un grazie perché il Presidente Lombardo e la sua Giunta guardino con interesse e attenzione quello che è uno dei punti di riferimento importanti come gioiello dei Gracchi nelle mani del Presidente, che è questo ente che lavora e vive secondo le direttive che vengono dalla Regione. Io ho fiducia nel partito, ho fiducia nei suoi dirigenti, ho fiducia nei suoi giovani. Dobbiamo essere orgogliosi di essere siciliani e di combattere le battaglie dell'MPA. Grazie.